Vinitaly 2017, ci troviamo nello stand di Confagricoltura, sono in compagnia e saluto Lodovico Giustiniani, presidente di Confagricoltura Veneto, tra l'altro da poco. Allora, benvenuto presidente, oggi parliamo di un tema importante, valorizzare le colline del vino attraverso lo sport. Prendiamo esempio dai cugini del Monferrato, delle Langhe, perché sarà interessante vedere quando ci sarà il riconoscimento UNESCO anche per le terre del Prosecco valorizzarle in questo modo. Sì, buongiorno a tutti, siamo all'ultimo giorno di Vinitaly, qui in Confagricoltura abbiamo organizzato diversi convegni, oggi ce n'è uno importante in quanto c'è un passaggio di testimone fra le terre del Monferrato, che è già stato riconosciuto come patrimonio dell'UNESCO, e anche dalla European Community of Sport per quanto concerne la valorizzazione del paesaggio, del turismo e delle attività culturali tramite lo sport. Passaggio di testimone perché adesso le terre del Prosecco, la zona di Conegliano e Valdobbiadene, è candidata a essere anche lei patrimonio dell'UNESCO nel 2018 e assieme a questo vi è una comunità di comuni, sono più di 38, che hanno fatto domanda per essere accreditati nell'European Community of Sport, un'associazione che si prefigge fra i suoi compiti quello di valorizzare quello che è il territorio, quello che è il proprio patrimonio attraverso attività sportive importanti, una forma diversa anche di visitare il territorio. Allora, non solo i grandi eventi sportivi nel campo della corsa o della bicicletta, ma proprio eventi sportivi che siano inclusivi di tutta la famiglia e per tutti, Presidente. Esattamente, è un concetto proprio per poter visitare il territorio tramite, non so, delle attività sportive che possono essere, che va molto di moda oggi, è quello di andare a correre, lo jogging, o anche andare a visitare il territorio con la bicicletta, per cui tutto questo permette di visitare partendo dalla parte alta della provincia di Treviso, che non è solo poi la provincia di Treviso ma anche parte del Pordenonese, per cui anche nel Friuli Venezia Giulia, permette di visitare il Prosecco scendendo giù lungo i comuni, lungo l'ansa del fiume Piave. Il ruolo di Confagricoltura nel riconoscimento UNESCO, qui a Vinitaly parliamo di vini, il vino va vivificato, reso vivo, questo marchio non deve rimanere una bella striscetta lì, dietro a questa striscetta riconoscimento UNESCO c'è tanto lavoro, ci deve essere passione e soprattutto prospettiva. Diciamo che il lavoro di Confagricoltura viene fatto dai propri associati. Nel territorio del Prosecco, candidato a essere patrimonio UNESCO di Conegliano e Valdobbiadene, ci sono moltissimi viticoltori, moltissimi produttori che lavorano per tutelare il territorio, per promuovere il prodotto, per cui noi ci sentiamo fieri e orgogliosi dei nostri associati che sicuramente hanno partecipato a questa candidatura. Quanto importante è l'esperienza dei cugini del Monferrato, che cosa può indicarci, che cosa può insegnare al Veneto? Può insegnare che il patrimonio vitivinicolo italiano di zone molto vocate alla viticoltura non è solo un patrimonio di eccellenza nella produzione, ma anche un patrimonio ambientale e paesaggistico che va salvaguardato e soprattutto visitato. Il mondo del vino, Presidente, come sta? Come l'ha visto a questo Vinitaly 2017? Ci hanno detto non è la 51esima edizione, è 50+1, perché questo è il punto di partenza per un nuovo modo di proporre il vino. Indubbiamente Vinitaly è una manifestazione importantissima, ormai è la prima manifestazione per il vino, direi, internazionale. L'Italia è un grandissimo produttore di vino, ha una necessità strategica di esportare perché produciamo di più di quello che consumiamo internamente, per cui è una bella vetrina, un bel palcoscenico per presentare tutti i nostri produttori e soprattutto per cercare di aggredire quelli che sono i mercati internazionali, sia quelli storici per la nostra esportazione, sia nuovi mercati. Grazie al Presidente di Confagricoltura Veneto Lodovico Giustiniani che ci ha salutati e noi accogliamo i nostri microfoni e lo salutiamo. Giampaolo Coscia, Presidente di Confagricoltura Piemonte. Benvenuto Presidente. Allora, il collega Veneto ha detto che siete un esempio virtuoso. Allora noi vogliamo conoscere
questo esempio di valorizzazione delle colline del vino attraverso lo sport. Siete un passo avanti a noi come riconoscimento UNESCO e anche come valorizzazione. Che esperienza è stata, Presidente? Ma una bellissima esperienza. Noi siamo partiti 1 anno e mezzo fa, avevamo proposto la nostra candidatura come Monferrato, essendo già sito dell'UNESCO, quindi come Roero, Langhe e Monferrato, soprattutto gli Infernot, che comunque è una parte vitivinicola che riguarda molte strutture della provincia di Alessandria e di Asti. Abbiamo ottenuto questo riconoscimento come comunità dello sport, un riconoscimento che chiaramente ci ha soddisfatto, ci ha riempito di gioia, anche perché con questo riconoscimento possiamo mettere in mostra quelle che sono le nostre peculiarità territoriali, ma anche vitivinicole. Stiamo parlando di un territorio, quello del Monferrato, che si esprime a livelli altissimi. Voglio ricordare il Moscato e soprattutto il Barbera di Asti, del Monferrato, e quindi oggi praticamente abbiamo un ruolo di passaggio, di consegna, quasi di dare un ipotetico testimone a una zona altrettanto nobile ed importante come quella del Prosecco. La nostra è un'esperienza che ci è servito soprattutto per fare rete. Cioè fare rete cosa vuol dire? Mettere insieme imprenditori, enti pubblici, enti privati. Enti pubblici intendo le camere di commercio, il sistema camerale, e ci siamo riusciti, ma soprattutto abbiamo messo insieme molti comuni del territorio, quindi i comuni centrizone di Alessandria e di Asti e tantissimi comuni centrizona molto importanti. E questa è una bella cosa, perché oggi noi abbiamo dovuto affrontare quello che io reputo un campanilismo estremo, nel senso che tutti i comuni vogliono fare un po' di testa loro, assumere iniziative per conto loro, e questo non è giusto. Siamo riusciti attraverso questo protocollo d'intesa a fare una firma congiunta degli enti, dei privati, delle associazioni, ma soprattutto degli enti pubblici. Non è stata una cosa facile, quindi da quel punto di vista abbiamo anche molta esperienza che possiamo dedicare e tramandare al Veneto, che si appresta a fare quel percorso che abbiamo fatto noi. È un ponte ideale, quindi quello che unisce due regioni per certi versi simili, con eccellenze per certi versi simili. Il messaggio vale anche per farsi conoscere all'estero, Presidente? Assolutamente sì, stiamo parlando di due territori rinomatissimi. Quando parliamo del Piemonte e del Veneto parliamo di due aree geografiche dal punto di vista vitivinicolo, quindi enologico, di estrema importanza. Ma questo serve anche, difatti il progetto, essendo noi stati nominati Comunità Europea dello Sport, progetto per cercare di promuovere il territorio attraverso anche le attività sportive, perché ci siamo resi conto, una cosa che non sapevamo, questo succederà penso anche qui in Veneto, la professionalità, i centri sportivi di eccellenza che ci sono, che hanno fatto rete, ma tutte le attività sportive, penso al cicloturismo, a tutte le altre attività che portano comunque nel territorio portano molti turisti, e questa è una promozione fantastica del territorio che abbiamo fatto noi e che mi auguro possa avvenire anche in Veneto. Grazie a Giampaolo Coscia, Presidente di Confagricoltura Piemonte. Ci ha raggiunti ai nostri microfoni Floriano Zambon, Sindaco di Conegliano e Presidente delle Città del Vino. Allora, un'opportunità grande questa del riconoscimento UNESCO e di questo progetto di Confagricoltura, Sindaco. Direi che è una bella iniziativa quella che è stata portata avanti nel Monferrato e che ha colto nel segno ed è arrivata all'obiettivo. L'area, il nostro territorio
più ampio rispetto all'ambito del DOCG, ma un'area vasta del Prosecco, perché va dal Piave all'Alto Livenza, si candida per il 2018, credo anche con buone possibilità. Non è casuale, tra l'altro, che parlando di sport si coinvolgano i territori del vino. Abbiamo presentato in questi giorni il rapporto che ogni anno l'Associazione delle Città del Vino redige sull'andamento del turismo del vino e sull'andamento complessivo del comparto visto dal punto di vista delle amministrazioni, ed sono emersi alcuni dati decisamente interessanti, per esempio che la qualità della vita nei territori del vino è una qualità della vita decisamente superiore rispetto a altre aree antropizzate. È emerso che l'occupazione è diversa e c'è un tasso di disoccupazione inferiore rispetto a altre zone del paese. È emerso che la scolarizzazione di coloro che sono, il livello di scolarizzazione di coloro che sono impiegati è superiore rispetto a altre realtà del paese, non con le caratteristiche dei nostri comuni associati. E credo che anche l'infrastrutturazione sportiva dei nostri territori sia effettivamente di primo ordine, e lo dimostra il riconoscimento ottenuto dal Monferrato, e lo dimostrerà sicuramente anche il riconoscimento che otterrà la zona che va dal Piave all'Alto Livenza. Grazie a Floriano Zambon, sindaco di Conegliano, presidente dell'Associazione delle Città del Vino. Ci è raggiunti ai nostri microfoni Maria Rosa Barazza, sindaco di Cappellamaggiore, ma anche, me lo ricordava poc'anzi, presidente dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana. Allora, i comuni della Marca Trevigiana coinvolti in questo progetto e naturalmente nella procedura per il riconoscimento UNESCO, un progetto in cui voi credete molto. Sì, è un progetto molto importante. Stiamo lavorando appunto per la candidatura a Comunità Europea dello Sport per il 2018. Siamo 38 comuni, in realtà coinvolgono 2 regioni, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, quindi abbiamo questi 38 comuni che vanno dall'Alto Livenza al Piave. Ed è un grande progetto perché attorno allo sport, al benessere, all'attività fisica, e richiamando il Prosecco, che è quel fattore comune che ci unisce, che unisce tutti questi comuni, vogliamo veramente nei prossimi anni portare avanti tutta una serie di progetti che vadano proprio nella direzione del benessere, della salute e dell'avvicinamento delle persone all'attività fisica. Allora, lo abbiamo ricordato con il presidente di Confagricoltura Veneto Lodovico Giustiniani: fare sport e la ricerca del benessere includendo il più possibile, cioè non proponendo eventi diciamo solamente per gli atleti, quelli già ci sono e hanno una loro strada, però voi volete raggiungere una platea più ampia. Sì. Noi vogliamo fare veramente comunità, e per fare comunità bisogna includere tutti, dai comuni cittadini alle persone anche disabili che hanno qualche difficoltà in più, agli atleti, a tutti quanti, perché riteniamo che attorno allo sport si possa creare veramente una comunità autentica, perché c'è la fisicità dell'incontro, c'è il piacere del divertirsi assieme, e credo che questo contribuisca a migliorare non soltanto la salute fisica ma anche quella psichica della nostra popolazione. Grazie a Maria Rosa Barazza, sindaco di Cappellamaggiore.